oggi vi voglio spiegare un trucco di magia. Allora, mazzo di carte, da cui vado a selezionare una qualsiasi, come ad esempio questa, e la inserisco in un punto qualsiasi, come ad esempio qui. Ok, carta all'interno del mazzo. Quindi taglio il mazzo, lo mischio, ok, all'italiano, ora io schiocco le dita e la vostra carta risale fino alla cima. La donna di cuori, no. Quindi però io prendo la donna di cuori, la metto più o meno al centro del mazzo e si trasforma nell'asso di picche. Ora il tutorial, veramente facilissimo. Bene ragazzi, siamo al tutorial. Allora, il mazzo non necessita alcuna preparazione, ma solo avere una base della magia. Allora, facciamo scegliere una carta qualsiasi, come ad esempio questa, un 8 di fiori, e la inserisco all'interno del mazzo. Potete farlo con un ventaglio, non so, potete fare come volete. Io mi trovo bene con il ventaglio perché sembra proprio che la carta la inserisco in un punto qualsiasi. Poi tenete il break quando chiudete le carte. Cos'è il break? Il break è una separazione con il mignolo di una porzione di carte. Quindi fate vedere la carta, la mettete e tenete una porzione del mignolo così, mentre chiudete il mazzo. Da davanti sembrerà che non ci fosse niente, che non c'è niente, se lo chiudete bene, perché se lo lasciate così si vede. Lo chiudete bene così sembrerà che non ci fosse niente, invece voi avete tutto. Quindi poi, quando arrivati a questo punto, tagliate il mazzo sul break, quindi avrete la carta in cima. Poi potete mischiare senza variare l'ordine, anche in questo modo, all'indiana. Cioè, potete veramente fare tutti i miscoli che volete, basta che la carta sia sempre prima. Ok? E qui dovete fare una doppia presa. Io l'ho fatta così, mentre parlavo, e non si è vista. Però voi potete fare assolutamente come volete. Io mi trovo bene così, oppure potete semplicemente dire: secondo me questa è la vostra carta, e prendete la separazione. Potete dire: io schiocco le dita, questa qui secondo me è la vostra carta. Prendete la separazione, mettete sopra, fate una doppia presa, fate vedere che non è la carta dello spettatore, altra doppia presa, la mettete qui all'interno e da 10 cm più o meno di altezza, basta date un colpo e la carta si girerà. Fatto meglio verrebbe così. Mettete all'interno. Adesso non mi è venuto bene, però cioè, non è che ci importa adesso che viene bene, però l'importante è che abbiate capito. Non mi viene più, cavolo. Vediamo un po' più di altezza, se viene. Ok, così è venuto bene. Se volete altri tutorial mettete mi piace ai miei video e noi ci vediamo nel prossimo video.